La politica, diciamo, europea deve tener conto di quelle che sono le nostre peculiarità, e in particolare la produzione del carciofo che va sostenuta in particolare sulla, capacità che noi, dovremmo dimostrare, che è quella della cooperazione, di cercare di rafforzare le nostre DOP, il consorzio di tutela che è stato costituito nel 2012 deve essere rilanciato, la capacità che i nostri produttori devono in qualche modo dimostrare di cercare di investire quindi in nuove tecnologie per essere sempre più competitivi in un mercato sempre più agguerrito. Noi sosterremo la possibilità che i nostri produttori, insomma, si mettano assieme per cercare di attivare nuove linee nel mercato nazionale europeo, ma direi anche quello americano, dove c'è la possibilità quindi di inserire i prodotti e le nostre lavorazioni, quindi della terza, quarta gamma e quinta gamma, che riguardano, diciamo, il carciofo, e in particolare qua a Sia Maggiore, dove abbiamo una produzione che è legata alla storia, alla tradizione e alla cultura di questo comune, che va sostenuta, e la regione è al fianco dei nostri produttori. Bisogna cercare di dare la possibilità di formare nuovi giovani, la possibilità che siano in qualche modo quindi aiutati e accompagnati quindi all'inserimento, diciamo, lavorativo, ma anche, direi, quindi anche politiche, quindi di accoglienza, perché è sempre più difficile trovare personale nell'ambito, diciamo, delle lavorazioni legate alla filiera del carciofo.